Stato, dice, è un potere neutro che può solo recepire le spinte degli altri, mediandole e combinandole. Un Cossiga riservato, ma poco dopo, a colloquio con i giornalisti delle agenzie, si occupa del PDS e del suo presidente Stefano Rodotà. Quando ho dei dubbi sul movimento operaio e contadino, mandatemi una persona di sicure radici nella tradizione popolare come il professor Rodotà. Bisogna lasciar stare il movimento operaio, il Partito Socialista, Gramsci, Togliatti, dice Cossiga ironizzando, la sessualità nella politica. Questo è l'obiettivo che gli operai devono perseguire, avere le idee chiare sulla sessualità nella politica. E poi, ancora una volta, rivolto a Rodotà, se lui si colloca a sinistra, io sono quasi un brigatista rosso. Al Presidente della Repubblica ha replicato per la direzione del PDS Veltroni. Le ultime dichiarazioni di Cossiga, ha detto, dovrebbero indurre tutte le persone dotate di senso di responsabilità verso le istituzioni a serie e impegnative riflessioni. La replica di Rodotà in questa intervista di Federica Sciarelli. Se lei è di sinistra, lui è un brigatista rosso? Beh, lasciamo al Presidente della Repubblica queste opinioni che io non voglio commentare, anche perché non mi pare che stiano nel ruolo che il Presidente deve avere. Sono sorpreso di questa sua continua attività di intervento che non è molto rispettosa né delle persone e soprattutto direi del ruolo di imparzialità che il Presidente dovrebbe avere.